Buongiorno a tutti amici, 4:30 del mattino, siamo pronti, si lascia l'hotel. Belli assonnati, abbiamo dormito 4 orette, vabbè, c'è di peggio. Andiamo, valigie pronte, speriamo di non dimenticare nulla, mettiamo bene i letti. Davide, fai vedere così, vediamo, qui non c'è niente. Buongiorno Rita. Facciano un salutino, dai, sì, anche se sei impegnata e assonnata, dai. E Mirko ci starà già aspettando giù. Vai, dato. È vuoto l'ascensore. Tieni. 4 Certo. Check out ragazzi e si parte. Valigie fuori, taxi stanno arrivando. Mirko, buongiorno. Buongiorno. Ma hai dormito lì nel divanetto? 3 ore qua non pagate nessuno. Mirko e Dado hanno lasciato l'hotel e io e Rita nel secondo taxi. Non c'era un taxi grande, quindi viaggiamo in 2 taxi diversi. Siamo ormai di fronte alla strada perché stiamo cercando di fermare un taxi noi. Non si fermano perché non vogliono fare questa tratta, è lunga e forse ci guadagnano poco e comunque si allontanano molto dalla città. E allora quelli che si fermano poi vanno subito dritti appena gli spieghiamo che vogliamo andare all'aeroporto. Siamo riusciti a prendere un taxi anche noi, io e la Ritina. Valigie dentro, gli abbiamo già dato i soldi per i caselli e poi paghiamo invece il restante della corsa una volta arrivati all'aeroporto. Thank you. Siamo arrivati, pagato 400 baht dall'aeroporto, adesso scendiamo e dobbiamo trovarci la nostra entrata. Aeroporto di Bangkok ragazzi, e ci siamo. Adesso vi facciamo vedere 2 giganti che proteggono appunto l'aeroporto e facciamo il check-in. Siamo di nuovo riuniti, Mirko e Dado. Eccoli qua. Dado, hai fame? Sì. Anch'io, non abbiamo fatto colazione. Adesso guarda che conviene stare qua e fare il check-in. Ovviamente siamo nella corsia dei voli domestici perché facciamo Bangkok Koh Samui. Poi da Koh Samui prenderemo una barca per Koh Phangan, un'altra isoletta. Sono belle isole, ci saranno belle spiagge ragazzi. E questi ragazzi sono i giganti a protezione della città che vi volevo far vedere. Belli belle sculture. Ma adesso proseguiamo, ci muoviamo perché dobbiamo camminare parecchio. È lontano, un aeroporto immenso. Comunque Mirko ci diceva che la moglie si sta trovando parecchio bene in casa senza di lui, sta dormendo col gatto. Ma tu sei testimone che io sto parecchio bene in Thailandia senza lei. Sì, è vero. Te lo giuro, Speriamo che non attivi le traduzioni quando ci sarà questo pezzo. Ci facciamo una meravigliosa colazione, Rita e Mirko croissant, io e Dado, uova, salsicce, bacon, pane, birra anche, hai preso Dado? Anche birra? Noodles, tutto ci mangiamo. Peperonata. Questi giorni ho mangiato di tutta a colazione in hotel, fagioli, verdure, peperonata, broccoli, cavoli. Mattina ragazzi, a colazione. I cavoli mi lasciavano un po'. E anche la peperonata non scherzava. Questa non fa odio se la tagliamo. La mamma. Se l'avessi fatto io. Colazione leggera, ce la siamo fatta, pagato poco, 45 euro, 2 piattini e 2 caffè. All'aeroporto non si può mangiare, avremmo dovuto comprare qualcosa fuori. Comunque, a uno ci vogliono 110 metri. Ci siamo ragazzi e ci aspetta il nostro nuovo aereo. Che aereo è Mirko? Aspetta. Allora, nuovo, avrà circa 16 anni e il colore bianco non esiste più. Credo sia un Airbus 319, ma
Quindi oggi non riesco più neanche a capire il modello perché è talmente nuovo che... Quindi oggi non atterriamo ma planiamo leggermente, ammariamo nell'acqua. Così non facciamo poi la sponda da Samui a Panga. E ci siamo ragazzi, anche questo volo lo stiamo per prendere, per fare. Si sbarca a Koh Samui, un'oretta di volo. Prendiamo un trenino, non c'è il pullman che ti porta all'aeroporto che è bellissimo, tutto in palma, ma c'è un trenino di tipo quelli turistici che ci sono nelle nostre località balneari. Si decolla. Si decolla. Vero dai? Ma che decolla, è ferro. Dai, un'oretta e prendiamo un'oretta a un'isola. Poi barca e un'altra isola e troviamo il nostro alloggio. E vedremo come ci siamo sistemati. Poi al massimo cercheremo qualche alloggio migliore se non ci piacerà. Per il momento è così. Perché è un po'... Non abbiamo trovato granché, altissima stagione ed era tutto occupato. È molto No, non Vedremo. Het is niet zo weit weg, gell? Maccheroni. Sono le 8 del mattino, stavo dormendo, mi hanno svegliato e mi hanno portato un piatto di maccheroni alle 8 del mattino. Aiuto. Kilometers per hour. We expect to land at Samui International Airport at time. Io sono seduto un pochino in maniera che... consona all'atterraggio. Adesso spegni il motore. Minchia, stiamo scendendo molto veloce. Ah, Sento già. eccolo! Giù tutto! 2 piedi sul freno, motore indietro, flap in alto! Prima isola raggiunta, un atterraggio tremendo, una botta abbiamo preso. Koh Samui, piove, probabilmente sta piovendo. 27 gradi. Nulla ho mangiato. Nulla ho mangiato, Mirko. Mi prendi per uno che mangia molto, invece sono sempre a regime. Dopo le salsicce. Ho mangiato la gran seola stamattina alla griglia alle 5:30. Dopo la salsiccia e la colazione. Ho ordinato un granchio. Ho fatto per sbaglio una cosa dei sedili e adesso me la C'è un caldo spaventoso a Koh Samui. C'è molto più caldo che a Bangkok. Per quello. C'è molta umidità, ma c'è caldissimo, caldissimo. La testata. Segna la prima testata a me. Vai. Perché andare in taxi è Vai, ragazzi, un caldo manco a Ferragosto in Sardegna. Aiuto. Benvenuti nell'isola di Samui che visiteremo con calma. Adesso dobbiamo andare nell'isola di Phangan, Koh Phangan.
Mirko contratta il taxi per raggiungere il porto e questa barchetta ci porterà nell'altra isola. 500 baht per raggiungere il porto, poi 3,50 a testa di barca, se non sbaglio. Questo è Samui. Dai Rita, il motocarro oggi. Dai, dai. Oh yeah. Ragazzi, si lascia a Samui alle 9:30 del mattino. Ci vorrà forse una quarantina, mezz'ora, non lo so. Lo scopriamo e vediamo che ora è, perché non ho chiesto a Mirko. Sono le 9:35 e vediamo a che ora riusciamo a sbarcare. Adesso sì che siamo nella Thailandia bella e iniziamo a vedere spiagge e mare, ragazzi. Stanotte e stamattina deve aver piovuto parecchio e tuttora il cielo è nuvoloso. E 05, 30 minuti spaccati e siamo a Koh Phangan e cominciamo a vedere le prime spiagge con le barche tipiche dei local, palme, spiagge. Mamma mia, deve essere spettacolare, ragazzi. Quanti bei video farò per voi e quanto ce la godremo. Thank you. Vi faccio vedere la prima cartolina di Koh Phangan e abbiamo fatto solo qualche metro, però c'è troppo caldo, ragazzi, da stare in costume tutto il giorno o nudi. 150 per portarci a testa, per portarci all'hotel. Si usano questi furgoncini con diversi posti, ve li faccio vedere, e poi girano per la città e si useranno sempre questi. Eccoli qua, vedete? In quello ci saranno una decina di persone, anche qua. Siamo ancora fermi qui al porto, stiamo aspettando che arrivi qualche altro passeggero per riempire una di queste macchinette. Vogliono 150 a testa, ma perché parta subito ne vogliono 1000, ma noi siamo in 4, quindi totale 600. 400 in più non glieli diamo, aspettiamo che si riempia. Nel frattempo che aspettiamo, ragazzi, tocco la prima acqua dell'isola. Dovrebbe essere bollente, credo. Intanto c'è da aspettare. Che posto questo, è assurdo. Oggi proprio brutto tempo, tra un po' diluvia e così capiamo subito che cosa sono i monsoni. Però tra pochi giorni, una settimana, arriva proprio l'estate, estate piena e ha finito e smette di piovere. Che posto strano, la Thailandia, ragazzi, le isole thailandesi. Chissà che posti meravigliosi ci aspettano. Chissà che posti meravigliosi ci aspettano. Qua ci sono delle palestrine, qui vecchissime, e qui avanti sembra messa meglio perché l'hanno studiata meglio, è in tubi inossidabili. Qua dietro è davvero assurdo ugualmente, le barchette dei local con una spiaggia. Che bello.
tutti i locali, sicuramente si mangia dappertutto, anche qua dietro. Guardate questo posto, gente facendo il bagno, spiaggia, guardate che bello. questo è quello che vediamo della Thailandia, ragazzi. Arriva, Sì, arriva una pioggia fra poco. questo è 10, vero la moneta? Sì. Finalmente si parte. Abbiamo aspettato un'oretta buona e vabbè, nel frattempo ho fatto 2 foto e vi ho fatto vedere una spiaggia, la prima di Koh Phangan. Fa un diluvio universale adesso, mi Sì, è bello, se ci addormentiamo con l'acqua. Che io vivo ad Abu Dhabi, la pioggia non lo vedo, Mai la visto. vedo da 8 anni. Per me può piovere. È come il tuk-tuk di ieri. No, quello era molto più pericoloso. Questa è la Thailandia, ragazzi, un diluvio universale in un secondo. Non sono. Piove ragazzi, piove molto, ma siamo arrivati a casa. Credo, spero, perché sono già praticamente zuppo. Vabbè, detto ciò, mamma e papà portano tutte le valigie, poi entriamo e vediamo la casa. Spero che sia buona. In 5 minuti ha fatto una pioggia che in Italia fa in 3 giorni, probabilmente. Le strade sono già zuppe, allagate, zuppe, vabbè. Anche prima ho detto casa buona, ma non era riferito ad Hansel e Gretel, mi sono sbagliato. Ci stiamo incamminando verso quella che dovrebbe essere casa nostra, almeno credo. Ci hanno messo qua, abbiamo una veranda e questa è la casa all'interno, poi ve la farò vedere meglio. Beh, la piscina sembra pulita. La nostra casa è proprio di fronte alla piscina, la nostra casa è qui e piscinetta subito di fronte ed è già qualcosa. Prima cosa ragazzi, il wifi è potente e di questo siamo già contenti, va già bene. Poi vedremo, ci organizzeremo. Questo è dietro casa nostra e abbiamo tutti i ristorantini dietro casa, pieno, qui frutta e verdura, abbiamo locali. Anziché inquadrare il mio faccione, inquadro il resto. Guardate, c'è di tutto. Uova, di tutto. Barbiere, ristoranti. Qui invece lavano la roba. E abbiamo anche la spiaggia, là, la spiaggia dietro casa. Alla fine è un posto strepitoso. Ma poi noi ci organizziamo, ci abituiamo. Quindi ragazzi, benvenuti sull'isola di Koh Phangan, che poi isola di Koh Phangan forse costa già per isola, quindi benvenuti sull'isola di Phangan. Comunque Mirko ha la casettina qua a 3 metri da noi. Purtroppo qua non affittano per lunghi periodi, magari solo di settimana in settimana. Noi volevamo rimanerci un po' di più, altrimenti saremmo potuti essere o stare qui anche noi. È proprio sulla spiaggia, ma siamo a 5 minuti a piedi dalla spiaggia. Ecco qua, Mirko ha la casettina, proprio una di queste qui in spiaggia. Uè Barbun, che casetta che ti sei fatto in Thailandia, eh? Queste sono le casette che ha trovato Mirko e la spiaggia è proprio qui dietro alle spalle. Adesso andiamo, ma prima vi faccio vedere la casetta. Allora, dato. Forza, entriamo e vediamola. Guardate che carina. Innanzitutto molto luminosa. Poi ha un bel piano d'appoggio, ci può mettere di tutto. Lui ha anche la cassaforte, probabilmente noi no. Ha l'aria condizionata, ce l'abbiamo anche noi. Internet potentissimo, già il wifi di casa mia, bellissimo. Davide può fare la scuola, io posso lavorare. Bel lettone, Mirko.
bella TV, che non te ne farei niente. Esatto. E Frigo poi bar. frigo bar e un bel bagnetto con doccia. Adesso c'è Rita, ne sta approfittando. Guardate l'armadio, che bello ragazzi. Armadio a muro. Ma aspettate, vi faccio vedere dove ha la spiaggia Mirko. 4 passi. Allora, vedete, c'è un'altra casetta, un'altra avanti, un'altra ancora, quindi sono 3 casette e poi c'è la spiaggia. Adesso andiamo. Casetta di Mirko. Guardate che carine, bianche, ovviamente palafitte. E poi ha iniziato a piovere o no? E poi guardate dove ha la spiaggia. Guardate queste con l'amaca. Questa è la Thailandia, ragazzi, guardate che spettacolo. Non male, la casetta qui e la spiaggia di fronte. No, strepitoso. Una casetta qua la vorrei. Che ne dite? Una casetta qui, 2 amache. Cosa ne dite di una situazione così? A parte che ci sono 34 gradi, sempre, e la spiaggia di fronte. Guardate che casa. Guardate questa palafitta. No, troppo bello. Troppo bello. Guardate quest'altra dietro. Che dici, Rita? È quello che ti aspettavi della Thailandia, questo? Guardate questa villetta in spiaggia, ragazzi, piscina e poi guardate che bella, terrazze, è proprio fantastica questa, Faccio vedere a Mummi, pazzisci. Che bellissimo. Vieni, fammi vedere. Bellissimo. Ragazzi, anche Mirko è messo bene, abbiamo visto. L'abbiamo salutato, si fa una doccia, la barba, me la devo fare anch'io, ma è mezzogiorno e mezzo, noi andiamo a mangiare adesso. Nel frattempo ci stanno pulendo la nuova stanza, la nuova sistemazione. Mirko ha la spiaggia e noi la piscina, ma comunque sia la spiaggia è a 4 minuti. Certo, poi Davide anche quando fa la scuola un attimino di tempo si può fare un tuffo, facciamo molto caldo, vero Da? Ci stiamo guardando intorno, ragazzi, e questa spiaggia risulta a pochi metri da casa nostra. Quando Dado farà la scuola noi potremo venire a sdraiarci qua, io e Rita. Rita, qua, questa è a 1 minuto da casa nostra. Abbiamo tutto intorno e anche cose un po' più non proprio da strada per fare la colazione. Abbiamo visto già che si possono mangiare dei toast o piatti combinati con frutta, così si può anche variare, cambiare, perché qui non c'è cucina, noi non abbiamo cucina, perché come vi ho già detto conviene di più, si risparmia di più mangiando in giro che a casa. Fare la spesa costerebbe di più. Qua per fortuna Davide hanno le fotografie, così non sbagli. Guarda qua, di tutto c'è. Da questo pieno di riso, carne e uova forse. Cibo da strada a poco prezzo, 50 baht a piatto probabilmente. Abbiamo preso piatti con riso, piatti con carne, piatti con verdure, almeno mangiamo un po' di tutto, se no anche Davide poverino inizia a risentirne, dobbiamo un po' adattarci. Vabbè, ma poi una volta che li conosciamo i piatti sono 20, li mangerò tutti. Ragazzi, eravamo particolarmente affamati. Comunque riso, peperoni, cipolle caramellate buonissime e carne di pollo, ottimo piatto. È arrivato un altro piattino, riso e verdure. Oggi una scorpacciata di verdure e di carboidrati. Si usa la carta igienica a tavola. Sì, in Thailandia sì. Mangiato 6 piatti combinati thailandesi, speso 320 baht. Ragazzi, 320 sono 27 diviso 3. 9 euro abbiamo speso. E abbiamo mangiato moltissimo, siamo abbastanza sazi tutti. Siamo rientrati adesso a casa, facciamo il check-in.
ci dovrebbero aver pulito la camera e ci riposiamo un po', doccetta, e ci riposiamo un po'. Siamo stanchi dal viaggio, siamo in piedi dalle 4 del mattino. Abbiamo preso possesso della camera e ve la facciamo vedere dopo che abbiamo pranzato. Non vedo l'ora di farmi una doccia, ragazzi, siamo stanchi e morti, in piedi dalle 4 del mattino. Letto matrimoniale, lettino, addirittura un divano letto, frigo grande per fortuna, quindi ci possiamo comprare un po' di cose e farci anche una colazione in camera, asciugamani, phon, un paio di un mobiletto con dei cassetti. Qui hanno lavato tutto e c'è la doccia in quell'angolo, lavandino e va. E c'è una pompa di calore che funziona divinamente, fortissima. Abbiamo internet potentissimo e quindi abbiamo, guardate, la piscina di fronte. Eccola qui. Piscina di fronte. Poi quando vogliamo andare in spiaggia andiamo in spiaggia. Adesso ci rilassiamo, ragazzi, ne ho davvero bisogno. Ci si sente un po' scomodi, sempre in giro, solo con le valigie, mangiare solo fuori. Però abbiamo mangiato molto bene, quindi è già tanta roba. Adesso riposino, doccetta, riposino e poi saremo come nuovi. Stiamo disfando le valigie finalmente. Abbiamo fatto e disfatto le valigie più volte. Adesso riusciamo magari a metterci un attimino in ordine, perché ci dà un senso più di casa, di tranquillità. Comunque abbiamo già visto cosa c'è intorno e non siamo messi male. Deve solo fare adesso qualche bella giornata. Dovrebbe iniziare a fare bel tempo a livello di pioggia, perché caldo c'è sempre caldo, anzi caldissimo. Belle giornate, previsioni tra qualche giorno e poi non dovrebbe smettere più, dovrebbe fare sempre sole. È l'estate loro, l'inverno nostro. Stiamo riempendo tutto dappertutto, abbiamo una marea di roba, ragazzi. Sono le 6:30, abbiamo dormito, abbiamo recuperato almeno un'oretta di quelle perse, perché alzandoci alle 4 del mattino ne abbiamo perso almeno 3,5 e quindi un po' stiamo meglio. Vi faccio vedere la postazione del computer dove lavorerò, abbastanza scomodo perché sotto c'è quest'altro ripiano, non puoi entrare dentro con i piedi, poi non c'è nessuna poltrona comoda da computer, ma ci sono sedie di legno enormi, però in qualche modo vi farò vedere sempre i video, è sempre quello che vedremo noi. Dado invece è stanchissimo, lui di pomeriggio non dorme neanche se si sveglia alle 2 del mattino, non alle 4. Rita si sta preparando, la cara Rita, ciao Rita. Con il mio stand alle spalle. Sì, vi faccio vedere cosa ha fatto Rita. Abbiamo preso uno stand da fuori e l'abbiamo messo qui. Rita ha peso di tutto, almeno sappiamo cosa abbiamo, perché se continui a tenerlo in valigia. Questo è un altro e così sappiamo anche qui cosa abbiamo. Questa è tutta roba pulita. Ci hanno preso una busta di biancheria per 8 baht a chilo. 8 baht a chilo, 10 baht sarebbero... C'è niente, ragazzi, stiamo parlando di centesimi, sto facendo i conti ma non è niente. 100 sono 2,70 €, 10 27 centesimi a chilo. Piano piano scopriremo tutta l'isola e anche le altre isole e anche altre parti della Thailandia, ragazzi. Siamo appena arrivati, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Sarà bellissimo. Eccolo qua, buonasera, è arrivato anche il capo meccanico dell'Alfa Romeo. Ci prepariamo al Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, Lo trasportiamo qui in Thailandia. Facciamo un viaggio qualche buca nel percorso, nella pista. È pieno. Però ho fatto un giro, c'è di tutto, Mirko tutto, ristorantini, 7-Eleven. No, aspetta di vedere adesso in 3 minuti dove siamo, perché tu non sei andato là. Non ho visto ancora niente. No, non ho ancora visto niente. Ascolta, per quanto riguarda le cose che mi hai chiesto, serve andare domani da Macro. No? Adesso qua in giro non la trovi quella roba lì.
E allora domani ci spostiamo, noleggiamo anche 2 scooteroni e ci facciamo un paio di giorni qualche bel giro. Grande. Vediamo. Non è niente. È stupendo, duro come la pietra, anche il letto. Ti passa male. Sì, penso di sì. Che dici. Dai Rita, pronta? Ha già deciso. Così. Vabbè, muovi. Guarda che di là sono tutti così. Sì, l'ho visto, tutti nudi. Tutti nudi. Gente girando in scooter a petto nudo. Sì. Negozi di tutti i tipi, vendono marijuana, vendono massaggi, cose stupendo. Welcome Paese dei balocchi. Thailand. Questa è la casa della signora, il capofamiglia, la mamma. Ciao. E la nostra casetta è meravigliosa, ragazzi, perché si esce destra e siamo già al centro. Questo è un piccolo supermarket in strada, ma c'è di tutto, hanno un sacco di prodotti. C'è le forchette di plastica. Anche le forchette le compriamo già da adesso. Mamma, vieni un secondo, ma Dietro la cucina c'è una ferramenta, nastri, taglierine, qua c'è veramente di tutto, guarda. Ragazzi, questo è veramente local, qua si trova di tutto e di mattina dice Mirko che qua iniziano a cucinare con questi pentoloni, passano le persone con lo scooter, gli danno il sacchetto e partono magari al lavoro col pranzo pronto. Ma guardate cosa tutto hanno, tutti i tipi di verdura, belle anche, broccoli, carote e altri tipi di verdure che noi non conosciamo. Comunque ci troveremo bene, impareremo a stare in questi posti a prezzi local, quindi irrisori. Dai Rita, guardate la Thailandia, ragazzi, cannabis e farmacia uno a fianco all'altro, perfetto. Questo è il mercato dove andiamo a mangiare oggi e questo è sempre dietro casa, ragazzi, è molto figo. Musica, che bello, tanti chioschi, ognuno vende qualcosa di diverso, magari dal cinese al giapponese a pizze. Vero, qui ci sono tante nazionalità diverse. Sono cibi differenti, andiamo dall'arabo, andiamo alla pizza italiana, poi c'è il cinese. Il bere invece si compra in un unico angolo e poi ti servono a tavola, guardano, ti chiedono che numero hai e dove hai comprato, loro vengono. Molto bello, anche molto in ordine, è un bel locale, davvero un bel locale. Qui kebab e dolci anche. Buonasera, ciao. Tanto cibo, ragazzi, come sempre. Qua spiedini già pronti. Cioè, guardate che bello, questo formaggio, carne e pomodori. Questo è un banchetto dove serviranno anche cocktail, perché vedo super alcolici. Ci sono dei piatti combinati bellissimi. Qui fanno le pizze e probabilmente noi la prendiamo proprio lì, ma continuiamo a vedere cosa tutto si trova. Qui invece frullati, frappè, crocchetta, patate oppure un panino con patate, 190 baht. Qui, ragazzi, invece è già pronto, acchiappi il secchiello e c'è già il Bacardi, la vodka con le varie Schweppes o Coca-Cola, quindi fai vodka e coca e sono pronti. Acchiappi il secchiello, 4,50, 400 e te ne vai già in spiaggia col tuo secchiellino e ti fai il cocktail. Pronti, rapidi, senza perdere tempo. Adesso ci prendiamo una bella birretta fresca, 2, una io una Rita, classiche, Chang del posto originale. Salute Rita, birrettina locale, ma c'era anche la Peroni, Vediamo, ma l'abbiamo già bevuta. questa è buonissima. Pizze arrivate, amici, adesso assaggiamo anche e vediamo se sono buone, ma Mirko ha garantito. Wow, buon appetito.
Viva l'Italia e viva la pizza, ma per un po' di tempo viva la Thailandia. Avete capito ragazzi cosa abbiamo dietro casa? Un multiristorante meraviglioso con tutti o gran parte dei paesi e delle cucine del mondo, dalla thailandese alla giapponese all'italiana, e ce l'abbiamo a 4 minuti da casa, è troppo bello. Pizza? Buona? Buonissima. Ottimo. Un altro punto per Mirko. Ed è già a -2. Perché era partito da -5. -8. Splendida serata e ottima pizza, ma dobbiamo recuperare le ore perse ancora, quindi adesso rientriamo a casa e domani un'altra nuova giornata molto bella. Noleggeremo 2 scooter e inizieremo a visitare l'isola. Comunque ragazzi, pizza ottima davvero, è molto buona. Poi ti portano questa piccola terrina con olio piccante e aglio che ci stava da Dio, Va benissimo, sì. Che bello, casetta a 3 passi da tutto. Alla fine l'abbiamo azzeccato. Una buona soluzione.